Benvenuti, oggi è giovedì 22 maggio 2025. Il sole sorge alle ore 5:46 e tramonta alle 20:07. La luna si leva alle 2:39 e cala alle 14:47. Oggi si celebra Rita da Cascia. Il nome Rita è un'abbreviazione di Margherita, deriva dal greco e significa piccola perla. È dall'anno 2000 che il 22 maggio viene dedicato alla biodiversità, da quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la proclamò per celebrare l'adozione della Convenzione sulla diversità biologica, firmata nel 1992 a Rio de Janeiro, in Brasile, proprio per tutelare la molteplicità degli organismi viventi e scongiurare l'estinzione di quelli messi a rischio dalle minacce che gravano sull'ambiente. Il campione di tennis Novak Djokovic compie oggi 38 anni, numero 1 del mondo e detentore di ben 20 titoli del Grand Slam. Tanti auguri anche alla celebre modella britannica Naomi Campbell, che festeggia i suoi 55 anni, prima donna di colore ad apparire sulle copertine di Vogue e Time Magazine. Infine festeggiamo il rapper siciliano Marracash, nome d'arte di Fabio Bartolo Rizzo, che compie 46 anni. È considerato dalla critica uno dei migliori nel panorama italiano. I due fratelli Wilbur e Orville Wright avevano una passione smisurata per la tecnologia, grazie all'influenza della madre, che aveva insegnato ai figli come costruire qualsiasi oggetto. Ma la cosa che li ha resi celebri in tutto il mondo fu il loro primo aeroplano, l'antenato dei mezzi di trasporto su cui saliamo ogni giorno. È stato proprio il 22 maggio del 1906 che i fratelli Wright hanno depositato il brevetto di questo mezzo incredibile che ha fatto la storia dell'umanità. Le radiazioni elettromagnetiche che vengono studiate in fisica hanno in realtà tantissime applicazioni, anche in altri campi. Abbiamo parlato delle procedure in ambito medico, ma sapevate che possono essere molto utili anche in campo agrobiologico? Hanno infatti permesso lo studio e lo sviluppo di nuove tecniche antiparassitarie e di fertilizzazione che sono oggi estesamente impiegate in agricoltura. Vengono incluse nel trattamento dei cibi per protezione dai batteri, ad esempio nella sterilizzazione delle uova. Buongiorno ai 12, la Luna oggi quadra con Giove. Cosa vorrà dall'ambizioso Giove con le sue pretese da Luna in pesci? Scopriamolo insieme. Ariete. La Luna oggi vuole solo farvi riflettere su quanto per voi sarebbe importante un segnale da parte del partner che palesi un po' la sua posizione nei suoi confronti. Presto lo riceverete, Venere, dalla vostra. Toro. Oggi è una luna amica sicuramente, ma una luna che ancora vi fa sentire la sensazione che non tutto sia a posto. Coraggio, oggi è l'ultimo giorno che avrete aspetti punzecchianti o negativi, perché tutto il resto sta andando per il verso giusto. Gemelli. La Luna oggi quadra con il vostro segno zodiacale, ma in particolare con Giove, ospite nei vostri gradi. È un Giove che vuole correre, è una Luna che vi chiede assolutamente di essere rassicurati in amore e di velocizzare i tempi per quello che riguarda il lavoro. Cancro. La Luna, il vostro pianeta, oggi si scontra con uno dei vostri preferiti, Giove. Giove è il pianeta che si esalta nei vostri gradi, Giove che sta arrivando nei vostri gradi zodiacali a darvi fortuna. È un inizio di un periodo meraviglioso. La Luna però oggi vuole farvi sentire fortemente la nostalgia di qualcosa, di qualcuno. Tutta una serie di assetti affettivo-familiari dovranno essere un pochino riconsiderati. Leone. Giornata oggi i cui capricci della Luna non vi tangono, per cui preferite rifugiarvi più sulle considerazioni amorevoli di Venere e molto meno ancora
in quelle di Mercurio, che è ancora polemico in Toro, è inquadrato al vostro Marte e vi rende un po' aggressivi nella comunicazione. Vergine, luna d'opposizione oggi, peraltro stimolata da Giove, che è in quadratura ai vostri gradi zodiacali, il che significa una sensazione di non completezza, ma che può essere rivalutata se in serata arriveranno delle rassicurazioni da un punto di vista lavorativo. Non disperate. Bilancia, la giornata di oggi sembra la prima di tutta una serie di giornate un po' più positive, proprio perché il trigono del Sole si fa sentire, vi sentite più forti e più centrati. Continuate così. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata con una bellissima luna di trigono per voi, ma che è influenzata dalla quadratura di Giove e chiede comunque di accelerare i tempi, di essere più presenti, di sintetizzare un po' il lavoro e i tempi soprattutto. Cominciate a ritagliarvi lo spazio giusto che vi necessita per stare bene. Sagittario, una giornata oggi che vede stimolato il vostro pianeta Giove dalla Luna in quadratura. Non è proprio armonico questo aspetto, anche perché la Luna dei Pesci non vi è molto amica, per cui oggi sensazioni di insicurezza rispetto al vostro panorama affettivo. Capricorno, la giornata di oggi vede una luna più comunicativa, ma sicuramente che pretende di qualcosa di più. Forse qualcuno vi sta mettendo alle strette ed è il caso di dichiarare le vostre intenzioni. Acquario, imprevedibili come siete, questo quadro zodiacale di oggi certo non vi sconvolge. Sicuramente il fastidio di quel Marte in opposizione ancora si fa sentire, ma c'è la bella Venere ad allietarvi e a coccolare un nuovo sogno d'amore. Pesci, giornata oggi che vede la luna nei vostri gradi quadrare con Giove. È una luna che vi farà toccare con mano la vostra sensazione di insofferenza rispetto a tutta una serie di cose che promettono di non cambiare, ma che invece non cambiano mai. Per cui oggi molto probabilmente farete questo tipo di considerazioni e deciderete come agire per cambiare le cose come volete voi. Tutto ebbe inizio con una serata a base di pizza, durante la quale l'ispirazione colpì il programmatore, dopo aver notato la forma data della fetta mancante. Questo lo portò a creare un gioco che sarebbe diventato una leggenda. Sto parlando di Pac-Man, che debuttò nelle sale giochi giapponesi il 22 maggio 1980. Grazie alla sua semplicità e alla grafica accattivante, Pac-Man divenne subito un successo di massa, tanto da essere installato in oltre 300.000 macchinette da gioco in tutto il mondo. Oggi esploreremo l'origine del modo di dire "Cat got your tongue?" o in italiano "Il gatto ti ha preso la lingua?" È un'espressione che usiamo spesso in entrambe le lingue quando qualcuno resta in silenzio. C'è chi sostiene che l'origine risalga al 500 a.C., quando le lingue dei soldati sconfitti o dei ladri venivano tagliate e date in pasto ai gatti. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi parliamo di Gérard de Nerval, poeta romantico che ha vissuto una vita segnata da crisi psicotiche e dalla morte della madre quando era ancora giovane. Grazie a una cospicua eredità, Nerval ha viaggiato per il mondo esplorando l'occultismo e il paganesimo, ma anche il proprio inconscio e la malavita cittadina. I suoi temi prediletti? Il viaggio, il sogno, l'allucinazione e soprattutto la follia, che ha influenzato la sua produzione letteraria. Ma la sua vita non è stata solo una discesa nell'oscurità. Nerval cercava conforto nella religione, sebbene il suo rapporto con essa fosse particolare. Alla fine Nerval ha fatto una scelta tragica, suicidandosi per impiccagione, ma la sua eredità letteraria, caratterizzata da una profonda introspezione e dalla ricerca di una verità più profonda, continua ad affascinare lettori in tutto il mondo. Ci salutiamo con la frase del giorno.
Il segreto della felicità non è far sempre ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò che si fa. Grazie per aver scelto di iniziare questa giornata insieme a noi. Continuate a farci sapere quali contenuti vi interessano di più anche attraverso le nostre pagine social. A domani! Buona giornata dalla vostra Martina.